Ciao, io sono Samuele e vivo in Friuli Venezia Giulia e dopo avervi raccontato delle cose positive e quindi dei motivi per cui vivo qui, oggi voglio raccontarvi quali possono essere le difficoltà che incontra chi ha voglia di trasferirsi qui. Partiamo dal motivo più banale, quasi scontato, che è quello del clima, ma su questo occorre fare una piccola precisazione. Molti non hanno ben chiaro la collocazione del Friuli e soprattutto di Udine, la città in cui vivo. Molti mi dicono, ma sei in montagna, facendo un po' confusione tra il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, che sono regioni molto diverse geograficamente. In realtà, questa parte di Friuli è molto più simile al Veneto, perché abbiamo alle spalle le montagne, e neanche molto lontane, e davanti il mare, neanche molto lontano. Dopodiché questo ci porta a alcune cose positive e altre negative. Ad esempio, Udine è collocata in pianura, ma rispetto alla pianura padana, ad esempio, il clima a mio avviso è migliore, perché l'aria circola di più a causa della particolare posizione in cui si trova Udine. E il fatto che circoli aria significa che c'è molta meno nebbia e che l'aria sia anche più pulita, più respirabile rispetto a quello che avviene ad esempio nella piena pianura padana. Questo però cosa comporta? Comporta che la piovosità del territorio aumenta esponenzialmente. Qui piove davvero tanto, quindi c'è una piovosità davvero importante, tant'è che questa regione in generale si piazza sempre ai primi posti per piovosità generale in Italia. Anche sul lato temperature, beh, direi che almeno rispetto al meridione ci sono almeno 5-6 gradi di differenza tendenzialmente. Può non sembrare tanto, ma la differenza è sensibile perché 5-6 gradi fanno la differenza tra una felpa e un giubbotto. Le differenze sono molto più accentuate se invece si paragona con la Sicilia, ad esempio. La seconda difficoltà sono senza dubbio i collegamenti. Il Friuli Venezia Giulia ha un aeroporto che è il Trieste Airport, ma che è un aeroporto che attualmente stanno provando ad implementare, ma serve a ben poco. Le rotte nazionali sono battute per lo più da Ita Airways, che però per riportarti al sud o per spostarti comunque in luoghi che non siano Roma o Milano devi sempre fare scalo a Roma o Milano. Per dire un esempio, io per tornare a Napoli faccio Trieste, Roma, Roma cambio aereo e vado a Napoli. Le varie città del Friuli Venezia Giulia, quindi anche ad esempio Pordenone, sono battute dall'alta velocità, che però anche quella è estremamente limitata perché parte un solo treno al giorno di alta velocità diretto al sud, quindi scendendo da Venezia, e un solo treno ad alta velocità diretto verso Milano. Significa che se dovete prendere un treno ad alta velocità in un orario diverso da quello, dovrete per forza necessariamente andare a Venezia, quindi con un regionale fare cambio e prendere il Frecciarossa o l'Italo che vi serve. L'aeroporto più vicino, ma il più importante e più vicino, è quello di Venezia, che con l'auto non è lontanissimo, parliamo di un'ora e un quarto, ma con i mezzi diventano 2 ore e mezza abbondanti. E poi c'è da considerare che i costi non sono bassi, si parla intorno ai 25 euro per arrivare a Venezia, quindi fate i vostri calcoli, andate e ritorno con i mezzi vi costa all'incirca 50 euro, quindi un altro biglietto aereo praticamente. Sempre sul piano collegamenti aggiungerei che secondo me in questa regione è fondamentale avere l'auto. Piccola parentesi per Trieste, città in cui avere l'auto è davvero un inferno perché non si trovano parcheggi, sono tutti scooter e quindi quasi quasi è meglio non averla. Però il problema è che comunque per spostarsi, almeno in Friuli, è fondamentale per spostarsi tra Udine e i vari paesi, tra Udine e Pordenone, è fondamentale secondo me avere l'auto, perché senza auto è preclusa la maggior parte delle cose da fare. Parlo di andare in montagna, di andare al mare, sì, con qualche mezzo si può fare, però è molto sacrificato. Diciamo che in Friuli Venezia Giulia avere l'auto è davvero molto importante. E se il video vi sta piacendo, vi chiedo di seguirmi perché per me è davvero molto importante. L'ultimo lato negativo, diciamo, almeno per chi viene dal sud, è integrarsi in un tipo di società che è completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Questa difficoltà magari non la incontra chi
si trasferisce dal Piemonte o dalla Lombardia, perché magari, bene o male, al nord il tipo di vita sociale si basa più o meno sullo stesso modello. Ad ogni modo, soprattutto in Friuli, non si troverà per i giovani una movida degna di questo nome, non si troverà una vita sociale così come la potevate conoscere a Napoli, a Bari, a Catania, a Palermo o a Cagliari. Perché qui è molto importante l'aperitivo, quindi le città saranno molto vivaci dalle 18 alle 20. Poi dopo le 20 purtroppo sarà anche difficile trovare qualcuno per strada, e questo non solo dal lunedì al venerdì ma anche nel weekend, dove a orario di cena ci saranno sì i ristoranti pieni, però comunque le strade non saranno per nulla affollate e spesso d'inverno saranno addirittura deserte. I luoghi di aggregazione sono completamente diversi rispetto a quelli cui al sud si è abituati, le piazze non sono piene di gente, le strade non sono piene di gente e soprattutto non si fa la passeggiata tanto per farla. Al friulano in particolare è tanto cara la casa, il concetto di casa. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se state pensando di trasferirvi in Friuli, se vivete già qui. Ciao!